Allora, noi il punto è questo: noi avevamo il nostro catalogo di Casa dei Sogni, che andava benissimo, e avevamo il catalogo di Trasparenze, che è nato in un momento di maturità del prodotto, in cui dalla finitura impegnativa avevamo pensato di fare una velatura e ha funzionato molto bene, avevamo i due cataloghi. Ad oggi abbiamo un altro tipo di esperienza e raccogliamo ancora, anche in questo caso, due cataloghi e ne presentiamo uno solo, usando il formato emozionale, quindi il formato largo. Come è costruito questo catalogo? Cambia leggermente il marchio, diventa più pulito anche questo. E qui riprendiamo questa immagine che abbiamo già visto anche sull'altro catalogo e abbiamo questa nuova presentazione, quindi una piastrella grande e la nostra gamma colori con le varie gamme. Naturalmente questi cataloghi sono fatti con la tecnologia per cui si sente il prodotto, quindi questo è come se fosse prodotto reale. Qui anche le pasticche, esatto, quindi ancora un grosso investimento anche in questo campo, rivolto alla razionalizzazione. Scorro velocemente le gamme colori per arrivare ad una novità che sono tutti i colori, qui diamo un suggerimento, tutti i colori di Casa dei Sogni sono additivabili con oro e gioia, quindi non più con l'oro puro, ma con oro e gioia, quindi con quello che i nostri clienti hanno già in casa possono fare questa additivazione e abbiamo un effetto di Casa dei Sogni più ricco, più profondo, più metallico. E poi comincia Trasparenze, quindi le velature, e qui noi con questo catalogo andiamo a, come dire, sintetizzare, raccogliere ancora una volta 10 anni di esperienza, che abbiamo fatto cataloghi di tutti i tipi, abbiamo seguito l'evoluzione del mercato in tutti i modi e abbiamo costruito in questo caso il mezzo di comunicazione adatto alla situazione di oggi, in cui le velature hanno raggiunto questo famoso tetto, sono famosissime, tutti ne hanno sentito parlare, però tutto sommato non sono più una novità. Noi qui raccogliamo in un unico catalogo tutte le possibili velature, fatte in modo semplicissimo con un unico prodotto usando il guanto. Quindi oggi questo diventa la somma, la sintesi in un prodotto estremamente funzionale, molto attuale nella sua semplicità.